diamo il tempo di ricollegarsi a tutto. Guarda Gianluca, il maialino è in crosta di pepe. A volte penso che l'essere umano è proprio un fio della mignotta. Merci. Mo succedeva il catatraccolo. Nel momento scomodo. Guarda Gianluca, ho preso una fantastica ambulanza e l'ho scambiata con la nostra Jaguar. Dotata di tutto. Allora, innanzitutto iniziamo a mettere continua, sempre. Il microfono è stato abilitato, il gioco si vede e dovrebbe sentirsi. E il grotto invece? Allora, il grotto, quello ce lo farà stesso il titolo. Allora, qui abbiamo preso ieri, sì. Ed era la chiave con la tavolozza, sì. Quindi il gioco secondo me ci sta dicendo... E più che altro, quei filmati quando cazzo li dobbiamo fare, quindi? Se il gioco rischia di buggarsi così. Allora, forse adesso lo possiamo fare, perché noi dovevamo sbloccare qui per vedere e prendere la chiave. Noi per continuare dobbiamo andare nella stanza, allora possiamo... Se sentiamo bussare, poi togliamo. Però non penso, perché è scriptato, mi sa, gli eventi ai filmati chiave. Ai filmati sì, esattamente. Questi sono per la lore, per qualcosa. Allora, salve. Salve a lei. Fatto. Dobbiamo provare questo un pochino con tutti. Allora, dobbiamo andare per ragionamento, così. Allora, c'è il simbolo di una nota musicale. Quindi qualcosa tipo uno... Lì c'è una pistola, no. Pistola X, questi due qua, no. Dobbiamo ancora trovare la bobina con altre chiavette USB. No. Allora, ma possiamo pure continuare ad esplorare un attimino meglio e vedere di trovare altre cose, che noi abbiamo parecchi indizi e cose varie, poi non le abbiamo più tenute in considerazione. Ah, metti la chat però, così. È vero. No, il pulsante non vuole farlo risalire. Quello, buona sedia. Scusa, quello stavamo mettendo una sburozia. Questo è molto prendere, sì. Speriamo che non ci prenda a noi, anche perché stanno iniziando ad arrivare brutte persone, brutti manichini. Brutte cose, ecco, mettiamola così. Allora, chiave tavolozza era sopra. Sì. Noi saliamo con tanta tranquillità, il pianoforte suona da solo. Tavolozzal. Tavolozzal, no, è giù tavolozza. Ma io non mi ricordo manco questa chiave tavolozza, cioè dici la verità. Allora, aspetta, osserviamo la chiave. Una chiave con una tavolozza per pittura sull'impugnatura. Vabbè, qualcosa legata comunque all'arte. Vediamo se c'è un quadro, qualcosa. Oh, questo non è. Questo è Scudol. Qui non si va. Oppure ci troveremo il jump scare, vedi come te lo dico. Come cazzo? Allora, insomma, noi ieri ci siamo sbloccati in questo gioco. Allora, e qui dobbiamo ancora completare tutto il fattaccio. A quanti film stiamo? Allora, ne abbiamo 1, 2 soltanto, perché 2 li abbiamo lasciati qui. No, ma noi ne avevamo un altro, non erano questi due qua? Sì, ne abbiamo preso uno in più e uno non l'abbiamo ancora preso. Ne abbiamo mancato uno, ma dove figa stava? Dobbiamo riesplorare un attimino la villa al meglio, ma dobbiamo capire innanzitutto sta porta con la tavolozza. Forse nell'edificio quello accanto, quello che abbiamo sbloccato ieri. Può essere. Allora, aspetta, da qua mo possiamo uscire. Sì. Ma praticamente dietro aver fatto tutto. C'era la cassetta e l'abbiamo presa. Là era solo il fatto del tridente per prendere il fattaccio. Vediamo. Una porta misteriosa. Allora, noi qui giù non c'era nient'altro che potevamo fare. No, qua già abbiamo vedere qua. La lettera qui già l'avevamo vista, già l'avevamo presa. Tu grandissimo, eccetera, eccetera. Ok. Allora, di qua altre tipologie di porte non ci sono. Abbiamo risolto tutto, quindi è dell'edificio vecchio. Non lo
lo so, cazzo. Una delle porte giù per caso. Magari sì. O qualche zona che non abbiamo Forse ancora era sbloccato. più vicina di quello che pensassimo. Allora, di qua noi non lo possiamo attivare sto cancellino. Non ancora. Il quadro magicamente è sparito, perché no? Qua ci serve sempre un codice, di qua l'ascensore. Aspetta, zii, noi avevamo preso un altro codice a fine puntata scorsa. Avevamo detto un altro numero, lo zii. Perché c'è la chiave dei cazzi. Sì, perché non riusciamo a capire dove va, quindi è un bel cazzo da risolvere. Un altro cazzo di numero, figa. Prova a interagire con un po' di porte. Ah, sembra là E qui ci 3. serve. Serve. Sto cercando di pensare in 1000 zone dove possiamo arrivare. No, qua è la stanza che vedevamo dall'altro lato. Lo zio, che tenim aperto. Allora, abbiamo una chiave e abbiamo la porta. O abbiamo la porta ma non abbiamo la chiave. Non ci capita mai una volta. Ma con l'ultimo video. Era la fine della puntata scorsa, non lo siamo andati a mettere. Che ti volevo ricevere oggi, mettiamo codice e poi staccammo e poi il mio cervello si è azzerato. Allora, aspetta, ci rivediamo l'ultimo video. Allora, GamerStop Simulator, quello, è la nostra nuova attività. Giochino che abbiamo provato prima e che porteremo in live possibilmente quando possibile. Però il nostro negozio si chiama Sgrodol. Allora, aspetta, questi qua ci risultano che non li abbiamo visti, che non c'è il visto qui sopra. Quindi noi iniziamo a fare così e vediamoceli tutti. Poi se sentiamo bussare andiamo un attimino là a vedere. Allora, salve. E noi di questo abbiamo visto la versione completa. Oh, Willie. You always speak such sweet words, but Diciamo che il bug che abbiamo avuto si potrebbe facilmente risolvere bloccando l'accesso alla porta di destra e facendoti andare per forza a sinistra per aprire. Possibilmente quando possibile quando appena esce, quando sarà possibile. No, al momento la data è solo 2025 generico. Appena esce completo diventerà il nostro nuovo Drug Dealer Simulator e Proto Karate Simulator. Perché c'è un bel po' da fare. I do love you, Willie. I don't believe you. All your hard work, your loyalty must be to the whistle stop, to Patrick. What about his promise to make you captain? Altre porte non le abbiamo viste. Quindi c'è una porta che non abbiamo trovato. Culo, no. No, culo non credo. Non è che va nel quadro. No, nel quadro noi l'abbiamo trovata, ma il quadro già è stato fatto sparire. Ci avevano dato un altro codice, raga. Ci avevamo avuto un altro codice. Tu ti ricordi qual è l'ultimo video che abbiamo visto ieri? Allora, sai che cos'era? Quello unito di tutti e due, vedi? Dove l'abbiamo? No, l'abbiamo visto, il codice. No, aspetta, non era il... No, nel baby monitor, che poi si vedeva la culla e c'era un numero. Sì, c'era il numero, quello là l'abbiamo usato subito nella stanza con la che abbiamo trovato là dentro. Aspetta, però mi hai fatto venire in mente una cosa, Giammo. Che ti ho fatto venire? Mi sembra che ci fosse un'altra stanza lì, aspetta un attimo. Aspetta un momento, che ho capito quello che dicevi. Allora, la stanza è qui sotto. Noi ieri abbiamo terminato qui dentro. La chiave con lo scudo. Sì. Ora. Ok, mi ricordavo che c'era un'altra porta, ma non ricordavo fosse sbarrata. Ok. Qui il bambino non piange più. Tu ricordi il codice che abbiamo visto qui dentro? 2429. E l'abbiamo usato qui per aprire la cascia. Abbiamo altre chiavette. Allora. No, oggi la tornaggi di ragazza a mettere sta chiave. Troviamo qualche oggetto in qualche magari può essere una chiave tipo carillon, lo zio che... È la chiave che va in un quadro. Aspetta un attimo. Che è venuto? Lampo di genio? Aspetta un attimo. Aspetta un momento. Ci sono dei quadri. Ci sono delle cose. Sta stanza finora non è che ci sia servita qualcosa, magari... Ma assolutamente no. Signorina, vuole una chiave? Mamma mia, inquietudine. Va bene, lei è un po' così. Vabbè. Questa di qua. Questa non abbiamo modo di aprirla. Qualcosa in cui infilarla.
c'è un qualcosa, è un oggetto. Fammi rivedere la chiave. È un oggetto da usare. No, per un Lozzi, altro c'ha oggetto. ragione È un Reagan. cariglione. È un oggetto, sì, non è una porta, ha ragione Reagan. Dobbiamo Ci trovare deve un essere oggetto una interagibile. stanza La con pittura. qualcosa che riguarda l'arte. Lozzi, rigiriamo tutto. Che ti posso dire? Non li abbiamo neanche visti oggetti. A campo di tornare, Se non esce Satanasso all'improvviso. Vediamo, magari c'è Allora, qualcosa proviamo qua. dall'inizio. Tanti posti comunque sono pochi. Sia di qua che di là. Questo abbiamo letto tutto. Mi sembra solo questo non avevamo aperto. Ok. Allora, e qui non c'è niente. Qui non No. c'è niente. Qui non c'è niente. Qui non c'è proprio niente nel vero senso della parola. Qui anche non c'è niente. Ok. Può essere qualcosa nel garage, Lozzi, c'era una Ma andiamo a vedere. scatoletta magari, Andiamo a vedere qualcosa. un attimo in giro. Che non mi viene in mente niente in cui girare sta chiave. Forse il Jack in the Box. Si può interagire. Allora, questo abbiamo letto. Qui nelle macchine non c'è niente. Tanto già Mox, mo ci rifacciamo tutte le No, stanze. sì, no, mi sto facendo mente locale per vedere se ci arrivo. Qua c'è solo il documento da poter vedere. Altri oggetti interagibili non ci sono. No, neanche sopra. Niente. Ma proviamo le stanze. Reagan, qualche idea? Tipo un sesto senso alla Reagan, qualcosa? Un fallo di gomma, non lo so. E dobbiamo Mi ritrovare sta anche preoccupando la quell'altro film. cassetta. Quello stavo dicendo. Ma speriamo che Allora, non qui non c'è cassetta. niente. Qui continua a non esserci niente. Qui già abbiamo visto tutto. A me l'unica cosa che mi viene a pensare è quella cassa che c'è fuori la sala. Però non è E magari utilizzabile come mo, però ci oggetto. siamo ripassati già. Però senza dargli la giusta attenzione. Aspetta, magari vedendolo adesso. Non è che era qualcosa qua, degli oggetti esposti. Allora, facciamo così. Tornerei dove ho trovato la chiave. E il quadro mo non c'è più, Reagan. No, io direi che questa qua sembra fatta apposta come cosa. Quello è giusto, esce all'esterno per farti vedere la prossima zona dove andare, dove. Noi dobbiamo utilizzare questo oggetto per andare avanti. Ma dove? Nella bottana della sorella? Molto probabilmente. Questi, a meno che non dobbiamo creare un video nuovo che ci crea qualche altra zona nuova. No, sì. Questi sono coppie specifiche. Lo so. Sono coppie specifiche e danno risultati Magari specifici. c'era qualche Ci step serve e un ci altro dava, filmato, ci serve. ci dava una minima cosa per andare avanti. Allora, la chiave chiave qua l'abbiamo fuori. trovata qui. Qua. Mo da qua dice da questo Allora, vai avanti. Fammi vedere tutta la stanza qua Allora, sotto. noi abbiamo preso questo. Una chiave con una tavolozza del Esamina. No, è proprio una chiave da cariglione, o da piccola porticina. Allora, fammi rivedere gli oggetti là. Questi qua, tutte le cose qua. Allora, questi sono solo i trofei, non si può... no. Massimo si possono Vedi leggere qua? le note. Ma presi pure un oggetto di medie dimensioni. Sì. Quello dobbiamo cercare un attimino di capire. Non vorrei che ce lo siamo persi prima. C'era il manichino prima qui, non Lì c'è c'era più. il manichino. Non c'è più. Non c'è più. Va bene, Gianmarco, tutto a posto. Tutto a posto. No. Non la puoi usare manco dall'inventario, tipo? No, che tu per gli oggetti... Ti esce in automatico? Sì, ti esce il menu e tu lo vai a selezionare. Niente. Questo Codice niente. non ce l'abbiamo. Di qua niente. Non si chiama. Di comunque il manichino non c'è più, Gianmarco. Non c'è più. No, no. Vabbè. Non E c'è. qui abbiamo visto 3 manichini che si muovevano. Di qua... Qua si può inzippare. Vedi un po' se ti fa... No, No. ovviamente no. C'è qualche altro punto interagibile della macchina? Se scendi tipo qua... C'è il pulsante, ma serve Questo, montato il questo. nastro e tutto. Di qua non No, possiamo fare basta. niente. Ok. Sta stanza qua, Quindi out. qua siamo puliti. Di qua cariglions o oggetti Per aprire attivabili un... non ci sono.
tavolino ci sono i documenti che già abbiamo visto prima. Qui c'è un altro documento. E qui c'è un altro documento. È strano. Giù. Giù non c'è un cazzo, così. Un No, corpo? con fortuna o sfortuna che abbiamo noi, si è buggato l'oggetto su cui va utilizzato Ah, il ti tutto. prego, non di nuovo. No, perché ci sta piacendo pure come avventura. Purtroppo è simbolo del canale, noi ci impegniamo per fare le cose, poi siamo sfigati. non Allora, ci vediamo un possiamo attimo fare di niente. nuovo qua. Vai vicino al Jack in the Box. Allora. Il Jack in the Box. Vedi se c'è qualche punto che ti dice qualcosa. Niente. No. La cassa sotto neanche si apre. Qui Servirà meglio non qualcosa. aprire. Qui dentro non c'è niente. Qui c'è una lettera che non abbiamo trovato. Cuore a pezzi, piedini tinti in rosso, nome al silenzio. Qui non c'è nient'altro. In un orsetto. No, ma dovrebbe avere un pertugio per mettere. Vabbè, magari è nascosto. Noi stiamo controllando di Qua? tutto, magari qua. Ma non c'è un punto esaminabile, quello è il problema. No. Qui non c'è niente, qui c'è la ninna nanna che abbiamo già utilizzato prima. Specchiol delle mie brame non ci vuole dare niente. Ah, fa mucco 2 reame. Di qua abbiamo le opere d'arte del maestro Colasanti e non il sognatore. Non c'è niente da fare. Aspetta un attimo. Il quadro, quello là dove È simile a questo. somigliava a questo. Sì. Però non ci è più di tanto utile. Stiamo mancando un'ovvietà, secondo me. Aspetta un attimo. Boh, così. Qua! No, devi andare così. È scriptato, se no si bugga. Salve. Signor Alfonso. Tafferugli. Signor Alfonso. Ehi. Sente bene? Ehi. Dato in bagno? Signor Alfonso se n'è sceso per la tazza del water. Io pensavo il piedistallo. Infatti è questo qua, lo zio. Non ci siamo andati vicino prima, si mette qua. Top. Ecco qua. Oh no, un'altra combinazione. Oh no, questa mo dove la troviamo? Oh no. Allora. Lo scam, the bargain, il commercio. Aspetta, ci sono delle rose. Delle rose. Uno dei quadri nel gabbiotto all'inizio c'ha delle rose. No, secondo me i numeri delle rose sono i numeri del codice. Da Ma sono sommare 4 quelle cifre, sul però. tavolo. Sì, il tipo di rosa. Guarda in base al colore. Ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 completamente rosse. Quindi il primo numero potrebbe essere un 9. Due sono bianche, 2 sono... però che ci sono ste rose qui sopra. Qui ci sono delle rose. Dobbiamo cercare un collegamento con qualcos'altro. Collaboration of Duquesne and Newcastle. Mo o si sblocca qualche altra cosa per poterci dare una mano. Sì, Rozzi, si sono sbloccati i quadri sotto. Aspetta un attimo. Accorte. Rozzi, io devo scendere qua. Accorte. Salve. Ultimo sipario. Ultimo sipario di notte. C'è un quadro interagibile? Sono tutti interagibili. Tutti. La stella nascente. Allora, tu di notte, che sei la stella nascente. Quindi tu, ultimo sipario,
Che cala? Sì, ultimo sipario così. Sono le fasi della giornata. Il sognatore. Ma sognatore pure è notte, lo zio. Ma tutti di notte volete fare le cose, ragazzi. Ciao Triga. Facciamo che tu sei il sognatore e sei di notte. Ok. Quindi facciamo che tu sei costo e illusione. Costo e illusione di giorno, che tu di giorno fai le illusioni, Sì. le allusioni e i costi e poi di notte vai a dormire. Certo, allora. Quindi Ha funzionato. non ha funzionato sicuramente. Ci serve qualche indizio, lo zio. Ci servono degli indizi per risolvere questo gioco. Allora, in realtà la stella nascente potrebbe essere anche neso come il sole che sorge. Quindi sì, effettivamente. Allora, questo qua che è basso questo e si sta alzando. Si sta alzando, sì, Allora, aspetta. sta sorgendo. Sì, l'ordine dovrebbe essere così. Notte fino a mattina presto, di nuovo notte. Quindi questo dovrebbe andare qui. Prezzo illusione, baccavi un attimo. Sognatore si è messo bene così. Sono 4, ci sono 4 immagini diverse dietro, quindi ognuna va in ognuno dei luoghi. Quello sì. Bisogna capire solo la combinazione corretta. Questo come si chiama? No, questo per ultimo, no, zio? Costo illusione. Questo per ultimo. L'ultimo sipario. Aspetta, l'astro nascente e il sole alto si usava per la meridiana. Allora, aspetta un attimo, allora. Quindi The Rising Star e sole alto? Aspetta. Noi facciamo così. A questo punto cambiamo questo qua. Perché penso una volta completati dovrebbe staccarti in automatico. Sì, magari parte in automatico. Facciamo il cambio così. Qui ce ne sono 2. Al massimo potremmo fare il cambio tra questo e questo. E anche così non gli piace. Dobbiamo cambiare qualcosa. Allora, diamo per assodato che, come ha detto Reagan, è giusto. Quindi questo qua lo teniamo per corretto. Per ora teniamolo per corretto. Gli altri quali sono? Allora, c'è questo qua, il sognatore. Allora, il sognatore, tu sogni di notte, quindi questo dovrebbe essere notte quasi per forza, logica. Allora. Cioè, si sogna di notte, non di giorno. Però aspetta un attimo. Le figure che ci sono anche insieme a questa entità. Forse è una storia che va in un certo modo, aspetta. Il sognatore la mattina presto viene corrotto dall'entità, quando il sole sta nascendo. Quando il sole alto si fa fottere in qualche modo perché lui gli regala le ali, però lui ad un certo punto, quando sta calando la giornata, gli fotte tutto, la notte arriva e sei fottuto. Niente, c'aveva pure senso, perché se vedi c'è una storia sotto e c'è lui che si ripete per tutta la sequenza. Questo sì. Non è che c'è un libro che racconta sta storia da qualche parte? No, aspetta, zio, aspetta, forse ho capito come si trova il codice. In base ai momenti della giornata, in base a come li mettiamo qui in ordine, il numero dei personaggi presenti sul quadro è la parte del codice da mettere sopra. Perciò sono collegati e si è sbloccato insieme a questo. Non c'è un completamento. La giornata dietro. È quello dietro che voglio capire, perché o serve per qualche indovinello dopo. No, la zia. O per farti capire l'ordine dei numeri da 1 a 4. Per forza risolverlo. Ah, mia risposta. Ci sono 2 soli nascenti.
Metti rosso ad 1. Allora, aspetta, questo c'ha la notte. Ok, ecco qua. Ok, grazie Wow. Regen. Sei Avevo fortissimo. sbagliato questo, quindi ci avevo visto bene. Sì, avevi ragione. Quindi, vabbè, no, non servivano un cazzo sti quadri, dobbiamo andare solo avanti. Non c'era niente dietro. Oh no, ci sono altre parti della vita. Allora, La vera arte richiede sacrificio. A tua sorella, Duke. Allora, Great vai. art demands sacrifice. It Certo. strips the skin, peels it back, shows what's underneath, but you, Chase, I don't feel it anymore. There's no blood in your brushstrokes, no hunger in your gaze. You say you want the part, but I don't see anything real in you. Feed me something real. Stop disappointing me. Va bene, Duke, però non mi sembra il caso di agire in questo modo qua, Salve. Veniamo in pace, Ah, lo zio, abbiamo fatto lo giro. La stanza che vedevamo chiusa sì. dall'inizio del gioco. Innanzitutto, vediamo Allora, qua se c'è qualcosa. un po' di caffè? No, sto bene così, Ok. grazie. Questo però lo Un'altra vedo a cassetta? Hazard. Tocca a me? Certo. Nick Studios. Hazard, un viaggio mozzafiato in un mondo di magia, mistero e meraviglie sconosciute. Immaginazione senza limiti, il ritorno della magia. In un regno dove i sogni plasmano la realtà, lo stregone Hazard, un potente mago esiliato, è stato chiamato a fermare un'antica forza che minaccia le fondamenta stesse dell'esistenza. Guidato dai sussurri di alcuni spiriti dimenticati e dalla melodia di un mondo perduto, intraprende un'odissea attraverso paesaggi surreali, affrontando prove incantate, spiriti erranti e un'oscurità che minaccia di inghiottire ogni cosa. Groz. 65 minuti di animazione, avventura e supervisione dei genitori altamente consigliata. No, Stronzi. per sicurezza è sempre meglio un attimino stare tranquilli. Sì. Allora, ma solo che volevo fare una cosa, ma si è bloccato tutto. Ok, allora, così non c'ho notifiche. E quant'altro, io sono e continuerò a restare preoccupato per la cassetta che ci manca, che noi ce l'avevamo l'altra. Vediamo se la riusciamo a far uscire. Se no, C'è un trozziamo. disegno, non riesco a trovarlo. L'abbiamo trovato noi, era sul frigorifero. Allora. Avviso interno per il personale. Chiusura temporanea della sala da pranzo e condotta del personale durante le prove. A tutto il personale di servizio, con effetto immediato e secondo la direttiva del signor Kane, la sala da pranzo sarà convertita in una sala prove per l'ultimo viaggio. Di conseguenza tutti gli alimenti dovranno essere rimossi dal locale e il servizio di ristorazione all'interno della tenuta è sospeso fino a nuovo avviso. È vietato consumare cibi in presenza in qualunque le bevande sono ammesse, non saranno fatte eccezione per i cibi solidi. Ah, non potevi mangiare davanti a lui. Vabbè. Questa è un'altra forma di violenza psicologica insensata. Come Siamo consapevoli che questo cambiamento possa risultare impegnativo, ma le direttive del signor Kane devono essere rispettate rigorosamente. Se ciò dovesse risultare troppo difficile, siete, come lui stesso ha detto, liberi di alzare i tacchi. La vostra cooperazione è attesa e apprezzata. Quincy Henley, capo del personale. Vi sta bene così? No, arrivederci. Chissà perché però questa cosa del cibo. Che lui in realtà è un demone, quindi è abituato solo a mangiare carne fresca finché gli viene fame, capito? E qui c'è una telecamera. Ehi. No. Ehi. Loggi ci hanno chiuso dentro. Sì. Siamo stati in parte poldati. Allora, c'è una rosa, oggetto di scena. Ah, dobbiamo creare la scena, mi sa, lo zio. E dove lo prendiamo lo script? Allora, aspetta. Avevo visto qui che c'era qualcosa. La scena deve essere così. Ok. Lui in ginocchio. Davanti al tavolo. La rosa sul tavolo con i 2 bicchieri. E lei sdraiata a terra. Sì. Allora, lui in ginocchio. Lei sdraiata a terra.
Sì. E lui... Tu ti devi togliere con sta pistola da mano la prima cosa. Così. Allora, la rosa deve andare forse in mano proprio a lui invece della pistola. Aspetta. Che sembra che c'ha qualcosa in mano. Aspetta. Mi sembra più una rosa, Sì, capi che è una sì. pistola. Sì, c'ha la rosa. Allora, vieni un attimo qua, Poldo. Prendi pistola. Posiziona oggetto. Prendi rosa. Ok. Allora, Chuck, motore, non vi muovete che fate qualche scatto all'improvviso che qua succede il bordello, No. Aspetta, c'è il coso di lato pure, lo zio della telecamera. Per l'inquadratura, aspetta, l'inquadratura. Infatti no, dobbiamo stare davanti al tavolo, lo zio. Qui, Dove stai tu? così. È giusta così? Ok, 3, 2, 1. Pippo Baudo? Aspetta, zio, mi sa che lui in mano non c'ha una Bibbia, però. Aspetta un po'. Vediamo un attimo. O c'ha in mano lui la rosa e lui continua ad avere la pistola, forse visto no. che ci sono le rose sul tavolo. Aspetta. No, alzati. Allora, facciamo così. Facciamo così, tanto abbiamo visto l'inquadratura e tutto. Ah, aspetta, sì, pure gli oggetti. Che lui c'ha la rosa e lei c'ha il libro che sta leggendo. E sta leggendo la Bibbia. Allora, 3, 2, 1. Giovanni? No. Allora dobbiamo invertire rosa e pistola. Quindi lui c'è il ferro. Sì. Se riesco a beccarlo. Aspetta, però, lo zio, aspetta, fermati. C'ha anche il cappello. Aspetta un attimo. Non Infatti c'è il cappello. cappello. Non ce l'ha. Nessuno di loro ha il cappello. No, il cappello non c'è. Nessuno di loro proprio. Ma forse dobbiamo cambiare anche il fondale, lo zio. Allora. Questo si può cambiare in qualche modo. Allora abbiamo tutte le sceneggiature. Metti qualcosa in mano, porca miseria. Sdraiata, questo cercava di fare un piccolo cariglione armato. Ah, lo zio, dobbiamo dare il cacciavite. Lui c'ha il cacciavite in mano. Ora Willy è quello in ginocchio. È quello in ginocchio, quindi tu c'hai un cacciavite. Mi dare il cacciavite. Ok. Continuiamo. Quindi sta cercando di sistemare un bicchiere armato di nocciola davanti alla coppia ci sono 2 bicchieri di vino e 2 7 rose, Willy, sullo sfondo vediamo Patrick, il capitano del battello a vapore, in piedi con una pistola in mano, indossa sulla testa il cappello di uno dei membri dell'equipaggio. Dobbiamo mettergli il cappello da e la pistola membro. in mano. La pistola già già ce ce l'ha. l'ha. Allora, metti grande cappello da capitano. Ok, loro stanno così. E non hanno cappelli loro. Chuck motore. Grodolo. No. No, continuiamo a leggere. Allora, aspetta. Proviamo pure di qua per sicurezza. No, l'inquadratura è per forza quella là. Allora, aspetta, leggiamo pure qua. Primo piano cast, tipo di inquadratura primo piano, posizionamento sulla telecamera fisso sul supporto, cast richiesto cast 1, il regista vuole che il film includa solo primi piani per l'uno. Ok, questo è soltanto per le inquadrature. Quindi dobbiamo fare sti 3 segmenti. 2 e 3. Sotto puoi scendere. Sotto nel testo, sì. Allora, qui parlano solo. Ripresa 1. Willy in ginocchio. Meron è sdraiata e osserva la luce delle stelle, va bene? Mettile qualcosa in mano e c'è il libro. Esci un attimo. Sali sulla scala. Alla fine non abbiamo visto tutta la zona, è Sali vero. sulla scala. Aspetta un attimo. Dobbiamo cambiare il fondale, lo sapevo, cazzo. Non è quello. Sì, solo questi due ci abbiamo. Ma non è questo perché è cancellato, quindi è l'altro. Questo qua.
Però qua parla che sono sul battello. Fammi vedere. Allora, andiamo a rivedere il copione. Vedi, è cancellato. Ok, allora è così. Il resto è tutto a posto. Va? Si è fermata la musica. Dobbiamo gridare azione? No. Manca ancora qualcosa. Perché questo gli dobbiamo mettere, non è il cappello da capitano. Ha detto che è camuffato da uno dell'equipaggio. Guarda sotto. Cappello di uno dei membri dell'equipaggio lo usa come travestimento. Aspetta, è vero. Se riesco. Ecco qua. Ok. Allora, è tutto pronto? Tutto pronto? No, lo zio, aspetta, manca un'altra cosa. Lui dice che sta cercando di aggiustare un carillon. Dobbiamo trovare un carillon. Dove lo mettiamo? No, no, in mano a lui mi sa che va, lo zio. Mi sa che gli andrà nell'altra mano. Cerchiamo qualcos'altro. Gira Allora, tutto. aspetta. Vediamo un attimino qua se c'è qualche altro oggetto al massimo. Luke parla con Frank, per favore. Nemmeno risolto da solo che gli parli. Ok, comunque a lui lo pressavano giustamente per alcune cose. Dritta, lei col libro in mano, lui con la pistola. Cacciavite glielo abbiamo dato, non deve essere di Anche se lato. quello là dietro non mi sembra proprio una pistola che abbia in mano, capito? Però nel copione Secondo me c'ha la parla rosa di alla pistola fine, in lo zio. mano. Vedi? Una pistola troppo ovvio, cazzo, qualcosa di più romantico. C'ha la rosa, lo zio. Avevamo fatto bene prima. Ok. Allora ragazzi, tutto pronto? 3, 2, 1. Giovanni. No, manca ancora quel cazzo di cariglione, lo zio, t'ho detto. Oh, aspetta, c'è sbloccato qualcosa, lo zio. C'è una I. Il documento che abbiamo trovato prima, Ah, Gianma, ok. non è collegato a questo. Perfetto. Manca giusto qualcosina. Allora, vediamo le note aggiuntive di lato. No, aspetta. È terribile, cosa ti paga a fare il capitano, cazzo? Indossa sulla testa il cappello di uno dei membri delle... Quindi lui alla fine voleva il cappello del capitano. Questo più la rosa, più le altre cose. Sì, mi sa che... No. No, ehi. Ha fatto una penta, chi stava a fare? Ehi. Calma, Puoi muovere? Salve. Chiavetta. Grazie. Noi ti ringraziamo per la chiavetta, però ti devi stare un poco Non fermo possiamo adesso. fare più niente? Lui già ha sterminato tutti qua. Che altro No, deve è fare? un'altra scena magari, capito? No, Vedi è bene sopra finito, se non non c'era possiamo manco più nient'altro. usare la camera. Possiamo vedere sopra se Vedi c'è solo per qualcosa. sicurezza se era rimasto qualcosa, magari. No, qui c'è solo Sbirulandia. Ok. Ok, abbiamo trovato un'altra chiavetta. Ok. Buona la prima. E anche l'ultima. Noi ti ringraziamo. Grazie mille per la partecipazione. Tante care cose. Allora, Duke ci ha scritto qualcosa. Dica, Duke. I can't tell who I'm looking at. I can't see Willie. I thought it was you. Capito? Però tu ci hai buttato in questa villa e noi stiamo andando avanti a tentativi. Cosa vuoi da noi come persone per ottenere la parte? Allora, tutto questo era solo un piccolo intrallazzo. Se la Non porta ancora. dall'altro lato, no? Quindi di Possiamo qua. scendere ancora più giù.
Sì, giusto, la cosa migliore da fare, Gianmarco. Scendi senza paura. No, no, ma noi scendiamo. Noi non abbiamo paura di niente. lo No, ma quando mai? Ma ci mancherebbe altro. so. Salve. Ah, shortcut. Ah, ok, così. questo adesso è lo shortino a cui mi Ok, riferivo andiamo a prima. mettere la chiavetta. C'è qualcuno che piange, Gianmarco. Sì. Succede spesso però se ci pensi. C'era qualche film in riproduzione. Allora. Senza fegato. Ah, quello là. Questo che simbolo ha? Senza fegato. Pesce. Prova pesce con Allora. Kane. Aspetta, iniziamo a vediamolo vederlo, per prima, caso mai dai. ci attiva qualcosa. Non Può lo essere, perdiamo. Mi sa di sì. Buona visione. Oh, that's a nice place. You look delicious. No, you look delicious. No, stop, come on. Tu sei fantastico. You are breathtaking. So good to have you back home. Well, it's great to be back, right? Thank you for sitting with me today. Okay. It feels like you're everywhere right now. Your face is on billboards. Non ce la possiamo collegare con qualcuno. What's it like being the next big thing? It's wild. It's really crazy. Yeah, it feels like just yesterday I was dying to break in, you know. And Io non vorrei fare una battuta cattiva. No, I can't Per non fare come Pedro, che salve, sono arrivato, sono nel futuro. No, scusa, arrivederci, tanti saluti. Hanno cambiato idea, buona giornata. Shadowglass Chronicles. You just wrapped on Silent Void as the lead. And now there's talk about you joining Duke Kane's new film, The Last Voyage. Care to spill the beans? Yeah, you know, I've always been a fan of Duke Kane. I'm a huge fan. In fact, the man is a legend. I think you mentioned in past interviews that you looked up to him. I mean, he's got the vision, the grit. Perché non abbiamo dove altro andare al momento. It's like watching a master at work. I remember trying to sneak into a midnight showing of Horror for Us 3 when I was way too young to be there. It was like, what? It just kind of changed me. Duke doesn't just make movies. He creates worlds. And the way he pushes his actors, it's E questi forse andrebbero rivisti. Ottiene dei risultati, ma sicuramente, però non non è il metodo giusto, sono persone comunque, non sono merda. Non è che tu li spremi, Non sei Galactus che tira Mr. Manale lo straccia. penso, non penso. groundbreaking. High praise. I have to ask, Duke's known for being tense. Sì, me lo mette nel culo tutte le sere. But it's his world. He doesn't settle for good enough. You know, he wants what is best for the story. Is it scary? Yes. But if you're not scared, are you even trying? Non ha tutti i torti. Big break came off the back of one of the most horrible tragedies. Sì, tragedia. Dici un po' di lore. One of those artists who believed Bambino sacrificato per avere il potere ad Hollywood e quant'altro. I would say if there is anyone deserving of greatness, it is someone who has gone through as much pain as he has. Absolutely. Again, I'm not to imply that you have to lose a kid or something in order to be great. Oh, no. Dice quello. No. Of course. Dice Trump. Non si parla del bambino. Niente bussolo. Ehi, chi mi ha spinto? Qualcuno mi ha spinto, Giamma? Ok. Salve. Non è arrivato nessuno. Ora proviamo a unire sto film con Forse tutto quello una che ci abbiamo. fusion. Allora. Pesce sole. Pesce luna. Pesce luna. Oh, pesce luna.
Attenzione. Luna, mostro dagli occhi verdi. Andiamo a vedere mostro dagli occhi verdi. Allora, facciamo pure gli Pesce altri, d'ombra. magari. Pesce no. Il pesce no. C'è il pesce Francesco, il pesce no. Sì, bravo. 2 ne sono usciti, Wow. Jammox. Wow. E fai rumore. Allora, Pesce telefono, non pensavo, onestamente. Il pesce luna esiste, sì, ma infatti l'avevo già sentito. abbiamo 2 video da vedere, ok. Ragazzi, mettetevi comodi. Dobbiamo fare un bel giro pure con tutti gli altri, magari esce qualche altra Sì. cosa. Mo' ci serve qualcosa per andare avanti, per farlo. La Ehi, Madonna. calmo. Ah, è il... come si dice? Il provino, il video provino. 7 roses, 2 glasses, 1 night, and 0 cares in the Questo world. già l'avevamo pure provato. Oh, Willie, your sweet words. But many a honeyed promise melts in the rising sun. I mean it, Mary. Are you gonna do it like that? What? You're making a fucking face. What face? Every time I say anything, you're like, Sorry. can you just not do that? No, I'm sorry. Honestly, it's making me so I'm sorry. I'm fucking sorry. I'm angry. not doing it on purpose. Oh, state Do the calmo. whole thing every time. I gotta fucking hate you. Sarei pure un grande attore. Ehi, non c'è... No, no, Oh, allora però aspetta, sta pieno di fermati un attimo. problemi. Don't even fucking just do the fucking lines. You're trying to fuck up my career. Answer the fucking question. Are you trying to fuck up my career? No, I'm not trying. No, good. Jesus fucking Christ. Il problema è che sai di quante di queste cose... Non è una bella persona. No, ma sai quante cose del genere accadono Ah, davvero e noi non ne siamo a Buonanotte conoscenza? Reagan, facci sapere poi come va il controllo al lavoro. Attento alla droga. Attento, buonanotte Reagan. Ciao bell'uomo. Oh, Willie. You and your sweet Allora, tu non words. sei una bravissima But persona. many a honeyed promise melts. in Non the sei rising proprio del sun. tutto corretto, mettiamola così. I have no other anchor in the whole of the Mississippi. How can that be true? What's haunting you, Marion? All of this. The roses, the wine. Forse you. stava provando con la compagna. Marion, soluzioni per dormire. Sì, è vero. Ma quindi stanno a girare lo spot per fa... Ah, ok. I don't believe you. All your hard work. Your loyalty must be to Russell What about his promise to make you captain? I will be captain. And your voice, beautiful Marion, will echo across the river forever. Oh, sweet word. Anyone would follow you to the end. But what happens when the river meets the sea? My golly, we set sail. We start over atop the waves. Stop. You'll pull me under with talk like that. Un po' basso l'audio. Ma potrebbe bussare. 7 roses, 2 glasses, 1 night. 7210. Questo era il codice, lo zio. Però l'avevamo provato a mettere. Ecco. Vabbè, ci abbiamo... Ok. Mo Salve. servirà adesso, mi sa. Arriviamo, Chi è? La token. Ok, salve. La bobina? Così senti anche tu i passi. Lampadina rossa. Sembra qualcosa di viscido. Fatti un giro attorno a sta cosa. No, è una lampadina, Jammox. Una lucina, quella là che abbiamo letto l'altra volta, essenziale per le camere oscure fotografiche. Una camera oscura fotografica qui non ce Vabbè, sembrava anche un l'abbiamo. altro video, quindi può essere Allora. che esce anche altro. Pensava a bobina, c'era la piramide con le bobine.
It's mierda. No, di certo quando su queste cose c'è sempre solo un oggetto Sì. sopra, quindi... Allora, a sto punto... È un po' incazzatello. Sì, È un po' incazzatello qua, diciamo non sembra tanto amichevole lo zio. No, no, è una prova di recitazione o sta tirando fuori le sue vere doti naturali. Ecco. I'm Benny Monroe. I live in Los Ah, Angeles. ok. I'm 5'10", and I am 5-10. auditioning for a Duke Kane film. Ah, il provino which is per fantastic. essere notato da Duke. Ok. Excited. Lui comunque c'ha una faccia conosciuta, non so dove l'ho visto, ma c'ha una faccia conosciuta. In ultima spiaggia l'hai visto. Ehi, oh, This is me taking my ehi. shot. No. Forse si può fondere con qualcos'altro. Allora, sì, di base, a me l'unica cosa che viene da pensare all'inizio come camera oscura è qui dentro qua. Sì, al posto della lampadina, lo zio. Ecco qua. Quindi lampadina. Metti questo. Loggi ci ha poldato un attimino, No, aspetta, questa è situazione del Kaiser. Sì, Loggi, questa è brutta situazione, mo. Kaiser, sì, certo, Pippo Baudo e Maria De Filippi. Oh no, qui vanno delle cose di chimica, Gianmarco. Gianmarco, tu conosci? Posso chiamare Luci, perché se Luci sta ancora sciatato, perché se... Al limite chiediamo un aiuto perché... Luci. Ah, noi ci dobbiamo procurare noi adesso la bobina. Allora, i passaggi da fare sono questi. Promemoria, queste sono le soluzioni che stiamo utilizzando per lo sviluppo della pellicola. Sono tutte predisposte a ogni postazione. Sviluppo idrochinone, arresto tiosolfato di ammonio, fissaggio acido acetico, lavaggio basta usare l'acqua. Come richiesto dal signor Kane abbiamo sostituito l'idrochinone con il fenidone per rendere il tutto più reale o qualcosa del genere. In ogni caso non mi importa. Lo scanner non riconoscerà pellicole sviluppate in altri modi, vi ho avvisati. Qui dobbiamo fare, qui serve foto. Questo in base ai passaggi del foglio vicino e dobbiamo crearci noi adesso la pellicola. Allora, i passaggi sono questi qua. Quello sei tu, mi sa. No, difatti, devo fare così. Quindi dobbiamo fare acqua. Allora, aspetta, mi metto l'altra immagine davanti. Quindi lavaggio acqua. Sviluppo fenidone. Quindi Sì. acqua, fenidone, tiosolfato, acido e di nuovo acqua. Ok. Non E fine qua. No, ma fine qua noi una cosa già l'abbiamo capita. Già, no. passa la volta. Allora, no, capiamo. Siamo nella zona dei cazzi qua perché sì. Io volevo solo fare il provino per un film, Gianmarco. Chi è? Ok. Salve. Allora. Questa è l'acqua. Sostanze chimiche approvate per l'uso nel processo di sviluppo. Ah, ecco qua. Questo qua. Ce lo salviamo e stiamo un attimino a posto così. Allora. A questo punto acqua e ci serve però un contenitore. Allora dobbiamo trovare prima un contenitore in giro, non fare rumore che attiri l'entità per piacere. Era proprio necessario metterci sti cosi. Oggi fanno atmosfera e carattere, mettiamola così, dai. Rendono il tutto più allegro. Lascia fare. È morto allora. Questo secchio? No. Non è che è qualcosa che abbiamo già nell'inventario? No. Non è che dobbiamo trovare un secchio fuori prima e poi entrare qui. Non penso già, ma tutti allora i pezzi non lo so. dell'indovinello sono qui. L'unica cosa sarebbe prendere
Qua non c'è più niente. Questi cosi li dobbiamo riempire in qualche modo. Proviamo ad andare a vedere di là se c'era qualcosa. Non c'è niente. Non c'è niente. Questo non si cambia. No. Non c'è neanche in una. Vediamo se possiamo switchare effettivamente e tornare indietro. Perché Scusate, scusa, non avremmo bisogno di una foto da sviluppare. no, noi dobbiamo preparare l'insieme per creare qualcosa, ma ci manca. Ah, ci manca, mi sa, proprio questo coso, che non avevamo provato a fare prima. Andiamo a fare... Ok. Ah, e poi lo mettiamo nella cinepresa. Questo secondo me gli ha prestato la cosa Sam Lake come incontro con la lucina così. Ok, questa è una citazione. Ok, va bene. Luce rossa. Allora, step 1, acqua. E naturalmente è quella che si trova In fondo. Perché poi l'ultimo step anche. Ti trovi? Sì, poi noi da lì dobbiamo tornare là e togliere la lampadina. Sì, i passaggi di base ce li abbiamo, Gianmarco. Allora, andiamo. Metti qua, metti questo, fai il prelavaggio. Ehi, che ci fai tu là in mezzo? Con la luce puntata contro? Hai sorpreso? Va bene. Allora, Gianmarco. No, aspetta, voglio vedere prima preciso dove dobbiamo andare. Allora. Tranquillo. No, ma va. Sicuramente di là. Sappilo. Allora, ci serviva il fenidone. Il fenidone. Che colore era? Fenidone qui mi dice che è rosa. C9H1 o N2O. Allora, noi andiamo. Oh, vai, tranquillo. Grazie tu. Vabbè. Sono un coglione. Ogni cosa che faremo loro si muoveranno sempre più. No. 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 Ucefrona, allora è di qua. Eccolo qua. C9H10N2O. Ok. Noi. Dai, tranquillo. Andiamo qua. Premi il pulsante. Oh, guarda i manichini. Oh, ragazzi, fa tutto a posto. A posto, no? Poi, allora, dopo il fenidone c'era l'arresto. Io ho sentito un rumore, Gianmarco. No, io niente. Ah, tu non hai sentito niente? No, Vabbè. no, niente. Allora, noi ci facciamo le nostre cose con tranquillità. Parli, Tisifolato NH4. Che colore è? Rosso. Ok, mi sa che sta di là. Giustamente. No, vedi questi altri qua, a sinistra di nuovo. Quello là. Questo qua. Ragazzi. Si è girato, mi sa, sai lo zio? Lui, quello fermo in mezzo. Guardalo bene. Mi sa che sta girando verso di qua. Ma perché non ci fai i cazzi suoi e sta fermo lì? Fai amicizia. Allora. Ehi. Va bene. Oggi non c'è più. Non c'è più, sei andato a fare una camminata. Una piccola passeggiatina. Va bene, Già. Va bene. Ultima fase. L'acido e poi di nuovo l'acqua. L'acido acetico. Idrochinone. Acido acetico è quello là celeste. CH3. Dovrebbe essere forse questo qua. Eccolo qua. Questo qua. E poi l'acqua. E poi devi tornare indietro. Giustamente. No, ehi. Se ne sono andate le luci, Gianmarco. Che c'è di male? No, che c'è di male, Gianmarco?
Dov'è il problema? C'è niente di male. È diventato pure modello bodycam. Io non posso passare più di qua, scusate. Ah, ma avete liberato il passaggio? Che carucci che sono, Gianmarco. Vai. Belli che siete. Anche i River. Allora, salve, io Là! vado. Il problema è il ritorno, Gianmarco. Dici? Non è adesso, quando dovremmo tornare indietro. No. Noi facciamo l'ultimo lavaggio. Perché è giusto. Vadrà bene. Scusa, dove ce ne andiamo adesso? Perdona. No, vediamo. No, Pippo Baudo. Pippo Baudo che ha recitato anche in molti film, ricordiamolo. Però no. No, Gianmarco. C'è stato un piccolo casino. Però siamo vivi e abbiamo il rullo. Quindi rulliamo qua, rulliamo qua. Ok, grazie. Chiavetta fatta. Allora riusciamo anche col tempo a vedere l'ultima chiavetta. Allora, qui dentro sta succedendo qualcosa di molto strano. No, molto strano. No, ma ti sbagli. Forse era un estimatore dei film di Spider-Man per la posa che stava assumendo. Aveva anche preso la lampadina, ha detto mo gliela porto io. Pum! I cazzi suoi ce l'andavamo a prendere noi. Scusami, Elodie, tu hai detto non volevi tornare indietro. Falsa pista. Falsa pista. Ok, mettiamo questo in riproduzione. Beh. Allora vediamo se qui appare qualche filmato e poi stacchiamo vedendo se ci dà qualcosa fuori, così non blocchiamo il gioco. Miss Kane, do you need any water? No, let's just hurry this up. Absolutely. Are we rolling? Oh, great. Okay. Miss Kane, it is truly a pleasure to have you with us. Now, it's been a while since you've come back to the silver screen. I mean, it's a different time now. Well, that's the thing I don't think I've ever left. I was born and raised in this industry, and it was only a matter of time before I came swanning back. This industry, it never lets you go, darling. Just when I thought I was out, it pulls me back in. Doesn't it just? It feels like Duke kickstarted your entire career. I mean, you think you can do this without him? That's a bold statement. Oh no, Donnie's influence is undeniable, but let's not confuse influence with ownership. Donnie is a brilliant producer, but I have earned my place in this industry through sacrifice and grit. And now you're stepping back into his world. It is not his world. I meant the. C'era un po' di... Vabbè, diciamo ti gira un po' il cazzo se ogni cosa è associata a tuo marito e a te sei raccomandata grazie a lui. Your hiatus, let's call it that, followed a deeply personal tragedy. No, mo si ribloccherà di nuovo perché non si parla del bambino. Sì. No. Bisogna fare qualche altra fusione. Allora, facciamo qualche fusione e poi il video ce lo vediamo. Tanto l'importante è che una volta che lo vediamo poi andiamo ad aprire la porta. Sì. Allora, facciamo falsa pista. Pesciolino 1 con pesciolino 2. Prova un po'. Yeah. Contea di Orange. Questo è interessante, lo zio. No, e questo si deve vedere adesso, già, ma non possiamo aspettare. Per forza si deve vedere. No, questo non possiamo aspettare. Là. Allora, questo sarà un video con delle preoccupazioni. Allora. Molto buggato, immagino, tra l'altro. Wow, you look delicious. Let's just hurry this up. Oh, come on, stop it. It's good to be back, right? Well, that's the thing I don't think I've ever left. I was born and raised in this industry, in realtà and it was only a matter stavano parlando loro due. I came swanning back. This industry, it never lets you go, darling. It's wild. It's crazy. Feels like only yesterday I was trying to break in, you know, and now, yeah, I just can't seem to get out of it. Kind of eats you whole.
Doesn't it just? Look, I've always been a fan of Duke Kane. A massive fan, in fact. The man's a No, ma è legend. montato lo zio. That's a bold Si è statement. montato come se risultasse e c'entrano perfettamente i vari He pezzi. creates worlds. And the way he pushes his actors, he is sculpting them into something bigger than themselves. Donnie's influence is undeniable, but let's not confuse influence with ownership. Donnie is Cioè, a montata brilliant d'arte producer, sembra but, proprio perfetto. I have earned my place in this industry through sacrifice and grit. But it's his world. He doesn't settle for good enough. It is not his world. If Perfetto. anyone is deserving of greatness, it's someone who's gone through as much pain as he has. Right. I don't want to imply that you have to lose a child or something in order to be great. The loss of Tommy must have been immeasurably difficult Tommy. for Duke. Well, we certainly were never the same afterwards. And for him to have carried on and given the world so many incredible pieces off the back of it, as far as I'm concerned, that is an immense showing of strength and endurance. And neglect. Not sure I follow. Oh, well, it's like I'm invisible in all of the films and the work and the loss. Oh, but Donnie rises above it all, untouched, always there. Yeah, we always look up at him because he's sitting on the highest mountain. He's always watching. Nothing escapes him. Not grief, not loss, not me. Because, God forbid, I should be the center of fucking attention. No. Fuck this shit. Perfetto. Finale inaspettato. Questo era... Bussano a quest'ora del mattino. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Un attimo, stiamo arrivando. Ecco qua. Poppy Playtime. Noi avrei detto Persona 4. Salve. Dun dun dun. Allora, qui tu ci dai un'altra delle cassette. Allora, Gianmarco, ci siamo trovati la cosa da fare per la prossima volta. Il level lock. Posso? Prego. Il maestro di Kung Fu, Frederick Robinson, interpreta il level lock. Quando entro in azione niente può fermarmi. Leon Lockharter era il migliore, finché la sua missione non è andata a rotoli. Ora ha 24 ore per scagionarsi e abbattere la spietata associazione criminale che lo ha incastrato. Ma c'è un imprevisto. Il loro quartier generale è una fortezza piena di trappole, mercenari e maestri di arti marziali. L'unico modo per attraversarla è superare 11 porte mortali. Locke è disarmato, in netta inferiorità numerica e a corto di tempo, ma quando entra in azione niente può fermarlo. Il level lock, la mossa più forte e non cedere mai. 79 minuti di azione, supervisione dei genitori consigliata. Ok. Come dice anche quello, un plauso al cable management. Vabbè, ma perché ognuno è fa il gestito suo. proprio, guarda, in maniera impeccabile. Vabbè, ora però non possiamo stare a giudicare sempre, qua. Però c'è una TV rotta. Ehi, direttore, però Direttore. c'è miliardi, no? C'è tante cose belle e tante televisioni collegate e poi c'è la TV rotta qui. Dai, stona. È un po' Persona 4, Allora, sì. entriamo qua così si salva, quindi sappiamo un attimino come continuare. Noi domani vediamo, prima di riprendere ci andiamo a vedere un attimino dove era la prima cassetta per controllare subito se non si è buggata, Sì. in qualche modo, perché ne dovevano essere 5. Sì, 1, 2, 3, 4, ci manca solo quella. Però Le prime due cassette dove si trovavano? era Forse il una controllo, l'ascensore e una l'abbiamo trovata presa nella stanza, mi sa, proprio in una delle stanze all'inizio quasi. nel bagno. Secondo me Lozzi c'è ancora tempo. Forse alla fine in realtà sto sbagliando io. Noi quella lì l'abbiamo presa proprio subitissimo. Comunque l'Even Lock lo vorrei vedere. Non si può fare niente. No, Gianmarco. Oh. Va bene, mo stacchiamo, poi vediamo un attimino domani senza che ci... Per il saluto, live dei saluti domani sera.
È vero, domani sera finiamo e c'è la live dei saluti, poi ci rivediamo con Gianmarco tra 2 settimane, giusto? Sabato 23 sto qua. Sabato 23, io vedo in questi giorni tra lavoro e altro, vediamo un pochettino di fare qualcosa la sera e ci rilassiamo un pochino, al massimo faccio un po' di Dead Stranding o qualcosa così giusto per rilassarci un po' e portare qualche titolo avanti finalmente, che bello. Godo. È contento che tu ti fai le vacanze, Gianmarco. Hai Anche visto io, quanto ti vogliono onestamente. bene? Anche Pure io. così mi sembra anche il caso. Quello, buonanotte, ci vediamo domani. Buonanotte, quello.